Ho iniziato a lavorare nell'ambito della formazione linguistica un po' per caso, perché durante gli anni universitari c'erano delle borse di studio per insegnare l'italiano all'estero e il mio obiettivo era quello di andare all'estero per imparare le lingue straniere. Quando sono rientrata a Belluno non c'era un gran lavoro offerto perché erano gli anni della crisi Lehman Brothers e quindi ho trovato lavoro come formatrice aziendale per uno studio di Treviso. E da lì ho cominciato a insegnare scoprendo che tantissime persone erano accomunate da un senso di impotenza nei confronti linguistici che avevo vissuto anch'io comunque. Quando ero all'estero, le prime esperienze, voti belli, ma incapacità di comunicazione. E quindi da lì è nato il metodo EZ per l'apprendimento delle lingue straniere, molto allenante, e questo nasce da chi sono. Quindi sono una persona che è sempre stata appassionata di lingue straniere, sono anche una preparatrice atletica, pratico sport da sempre, prima pallavolo, adesso gare di corsa in montagna e Spartan Race, e quindi ho messo insieme quelle che sono le mie competenze personali per creare un metodo che effettivamente porti le persone a un apprendimento linguistico. La nomina è arrivata con un po' di sorpresa, nel senso che questo premio mi è stato fatto conoscere da un imprenditore con il quale collaboriamo come scuola, che ha una grande stima di quello che facciamo e nel messaggio che mi ha mandato mi ha proprio detto: ti vedo già in finale, tra le finaliste. Quindi quando ho scoperto il premio Gamma Donna e ho visto soprattutto la volontà di creare rete tra imprenditrici che lavorano in settori diversi, che hanno esperienze diverse, che portano il personale a servizio delle persone, questo mi ha molto coinvolto e mi ha fatto decidere di candidarmi a questo premio. Arrivata quindi l'anonima della shortlist delle Fab 50, questo ha dato ancora più impulso alla mia azienda, alla volontà di dire: adesso facciamoci sentire, facciamo conoscere quello che stiamo facendo di bene per le persone, perché quello che abbiamo creato è davvero qualcosa di innovativo che impatta sulle persone. Non si tratta semplicemente di imparare una lingua straniera, si tratta di modificare il pensiero che io ho di me stessa nei confronti delle possibilità che io ho di imparare una lingua e di conseguenza aprirmi a un ventaglio di possibilità enormi, dal viaggiare per conto mio a una certificazione linguistica, un cambio di lavoro, un trasferimento all'estero. Le possibilità sono davvero infinite. I giovani che io ho incontrato in questi anni sono giovani che di base faticano con l'inglese, perché quello che abbiamo sperimentato, che abbiamo visto, analizzato, è che il sistema scolastico pubblico ha ancora delle grosse lacune per quel che riguarda l'apprendimento della comunicazione in lingua. Quindi il primo punto di partenza per qualsiasi giovane che ha voglia di fare qualcosa di bello per se stesso è l'apprendimento della lingua inglese. Ma non mi fermerei a qui, mi fermerei dopo aver imparato una seconda lingua straniera, un francese, uno spagnolo, un tedesco, perché in realtà nelle aziende nelle quali lavoriamo vediamo che la richiesta di queste altre lingue, e comincia anche il russo e il cinese, sta diventando molto importante, perché i mercati con i quali l'azienda farmaceutica, l'azienda metalmeccanica, l'azienda che lavora nel fashion, i loro clienti, i loro fornitori non sono italiani, sono persone, sono aziende che lavorano all'estero. Quindi sapere l'inglese è un punto fondamentale, un veicolo per qualsiasi tipo di comunicazione, ma saper comunicare nella lingua di quella cultura, quindi in francese con il francese, in tedesco con il tedesco, in russo con il russo, seppur magari a livello base, è un passepartout di notevole livello. Una delle caratteristiche principali della nostra realtà aziendale è il metodo con il quale ti portiamo a imparare una lingua straniera. È un metodo che si basa sull'analisi della tua persona, quindi quello che tu sai di una lingua straniera, l'obiettivo che vuoi raggiungere, il tuo rapporto con la lingua, se hai qualche blocco, qualche timore, qualche esperienza traumatica del passato, il contesto nel quale ti trovi. Hai tempo per studiare una lingua straniera adesso o è meglio aspettare un attimino perché magari hai famiglia, perché magari stai cambiando lavoro? Quindi questo tipo di analisi di ogni singola persona permette di creare un percorso formativo personalizzato, che sia un corso individuale o un corso di gruppo, che ti porta passo dopo passo al raggiungimento di quell'obiettivo, evitando di ricadere in quei punti critici come il silenzio, come l'imbarazzo, come la difficoltà a interagire con delle persone. Quindi la persona per noi è una persona che conta da quando entra nella nostra scuola a durante il tutto percorso, ma anche dopo, perché abbiamo persone che ci
ci mandano dei feedback su quello che hanno ottenuto con la lingua che hanno studiato con noi anche 2, 3, 4, 6 mesi dopo.